Eccoci qua, cara camera centrale. Ma questa... non dire, ti ho detto che non è una cosa professionale, ti ho detto. Allora. Devi imparare a muoverti con dimestichezza fra le gambe, guardare. Che vuol dire là. dimestichezza? Dimestichezza è con naturalezza. Camera Senza centrale farti, con naturalezza. insomma. Volevo dire che oggi parleremo La smetti? sto parlando con l'addizione. Ma non è che Allora non è questo. faremo oggi 3 sfumature. Di capelli, che sei, parrucchiere, tre sfumature. Lo sciatuffo, che Fammi prima di fai? parlare. 3 sfumature, cara camera mia, di 3 Che sfumature so? di Di... scudo. non lo so, di uovo, di cosa? Come? Che ti avevo detto? Io dicevo 3 sfumature e tu devi dire di colore. Io dicevo no. Ah, di colore? Vabbè, continuiamo così, non la tagliare questa, sai. 3 sfumature di che? Di che cosa? Di frittura. Sfumature, di frittura, ma Faremo che... il fritto, ci saranno i gamberoni fatti in tempura, ci saranno i calamari fritti, faremo i bastoncini di pesce, quelli Sono veri. sfumate la quelli frittura. veri. La Allora, frittura è frittura, che c'entra sfumata? e faremo anche Mamma mia, la ragazzi, mozzarella non in... La mozzarella in... Ho capito, la mozzarella in carrozza. Brava! Ma come ci arriva? Camera centrale, Non se non ne me può. l'aspetto io queste cose, sai? Ah? Camera sua, tu che la vivi giornalmente, ma è così proprio, va bene? Cosa? Niente, non mi ci fare Vabbè. pensare. Allora, cominciamo, prepariamo il gambero per farlo alla giapponese in tempura. La giapponese. Con il panko. In tempura con il Allora, panko. prendiamo- Che cos'è sto panko? Il panko non è altro che del pan carrese Panko. macellato a mano, Ah, capito? Così. pan carrese. Che andrà a completare la frittura. Ok. Allora, Il panko. cominciamo a fare Famosissimo questo. panko. Guarda, togliamo la testa, togliamo mi dai uno spolluccino? Ah, lo devi per favore? proprio pulire quindi. Eh? Non si frigge con... No, questa vabbè. volta lo friggiamo senza il come si Il chiama? carapace. Il carapace. Giusto? Sì, Carapace? sì, carapace, perché Vero. vuol dire che è capace. Vabbè. Allora, E allora, quindi guarda, puliamo il carapace, prendiamo togliamo il il panko. carapace, no, puliamo il carapace. Prendiamo, puliamo, togliamo il carapace. Esatto. E dobbiamo togliere anche la parte interna che sarebbe questa. Il filo nero. Che è lo stomaco praticamente. Cioè, quindi il gambero non mangia niente praticamente. Voglio morire. Non c'ha appetito completamente. Cioè, perché sta questo pezzo di stomaco che cappa. Che deve mangiare? Ok, mi dai uno Filo. stuzzicadentes? Uno stuzzicadentes me lo dai? Certo. No, scusa, una spada. Quelli li vedi là? Ah, questa è spada. A te. E facciamo così, guarda che facciamo. Mettiamo questo Ah, e lo mettiamo così. bene. E questo è uno. Ne vuoi fare uno tu? No, il gambero. Dai, No, mi sporco le dai, mani, dai, per dai, favore. dai. Mi fare, dai, fai tu. Ora te la faccio fare, no, tu devi fare una cosa con il pesce. Che cosa? Ora Me te lo lo faccio mangio? vedere. il No, ora te pesce? lo faccio vedere. No. Ora te lo faccio vedere. Ti Quindi, faccio vedere se non lo fai. leviamo il carapace, giusto? Togliamo il Togliamo il carapace. carapace. Togliamo Lo stomaco. Nicolino, Che con stomaco. mangia. Ecco Che è qua. questo. Prendiamo un altro E lo infiziamo con gli stuzzicadenti, quelli praticamente questi lunghi. Sì. Mm. Ecco, abbiamo pulito lo stomaco. Facciamo così, mettiamo questo e andiamo a fare questo lavoro così. Va bene? A questo punto A questo punto prendiamo, mi lavo le mani perché sai com'è, col pesce sì. bisogna lavare le mani. Ne abbiamo fatti 2, ma poi ti farò vedere che come per magia ne appariranno ne altri. appariranno altri. Ok. Rifiniamo questi, che dici? Ma dai, Ma falli, dai, vai, vediamo. facciamoli, dai. Perché no? Perché no? Tanto il tempo c'è. Allora, nel frattempo che hai fatto hai messo olio abbondante di Olio semi di semi a friggere. a friggere. Io lo levo questo. Levaglielo lo stomaco. Cioè, Ecco qua. è Abbiamo fatta le indigestione questo. Sì, questa mangiata assai. Poverino. Vabbè. Mettiamo questo qui. Vedi, così sta bello dritto. Facciamo pure questo. Dimmi qualche cosa. Che Facciamo stiamo le facendo 4. oggi? Stiamo facendo i gamberoni in panko. No. In Tempura. te? Tempura. E che vuol dire tempura? La frittura giapponese. No. No. Tempura significa?
Cioè che non c'è tempo. Bravo, cioè, Giusto? nel tempo c'è un'ora, per cui è un'ora. Ragazzi, ma voi vi rendete conto che cosa vuol dire lavorare con lei? Il bello, dammi un altro stecchino. Il bello è che quando mia mamma sentì che dovevo lavorare con lei, dice, non solo, già è tua moglie, già ti fa passare tutti i guai dell'inferno, pure questo, disse mamma. Mai conosciuta tua madre? Come no? La chiamavi mamma. Ma quando mai? Ma Mai la chiamavi conosciuta tua madre? L'ultima volta la chiamò, cominciò a fare mamma, perché mia madre si chiama Maria. Ragazzi, e lei non la ci chiamava credete. così. Lo sapete perché dice non ci credete? Lo volete Perché? sapere perché lei e mia madre non andavano d'accordo, capito? Ma non è vero. Sì, è vero, dai, quando mia madre Cioè. ti disse io ti vorrei come figlia e tu Ma dicessi. quando mai Allora una come volta figlia? mia mamma le disse, Desiree, Ma poi posso dire una cosa a tua madre? chiamami mamma. Di mamma che ce ha n'è detto? una sola. Lo sapete che ha detto Desiree? Suocera. Lo sapete che ha detto? Mia mamma le ha detto chiamami mamma e lei chi te chiamare a te perché tu sei mia madre, sì, così. Io ho detto così. Sì, perché tu parlavi così. Guarda che tolgo questi, guarda, li tolgo io, tanto tu non le togli queste cose. Via, togliamo tutti i caparace perché ora andremo a fare un altro lavoro. Allora, guarda. quindi togliamo tutte queste bucciacce di... Le bucciacce come sono? Bucciacce. Le bucciacce. E ora andiamo a fare i belli bastoncini di pesce. Prendiamo Bastoncini questo. di gambe, di bastoncini, no? No, il bastoncino di pesce è quello che tu compri sul gelato perché tanto i tuoi figli ci fa mangiare solo quelli quello, l'hai Findus, presente? Bellissimi, ragazzi. Prendiamo Allora, le però uova, posso dire una cosa, cioè Findus, pubblicità, no? Eh sì, questa è pubblicità. Sì, non lo posso Essa dire. è bella Vabbè, pubblicità. quella marca, cioè, è un'altra cosa, no? Bisogna essere obiettivi. Sì, obiettivo. Cioè, se li compri di un'altra Bisogna marca, essere macchina fotografica. non è la stessa cosa. Li vuoi per favore I bastoncini sono sbatti solo una queste uova. marca. E sbatti queste Basto uova. queste uova, aspetta, batto... Sbatti le uova per favore. Non c'è quella cosa che è quella frustina? No. Bene. Ci doveva essere. Qua l'ho cambiata di posto. Vuoi la frusta? Sì, dai, mi piace quella. Ti piace questa? Va bene. Guardate. No, è uscito un attimo, dai. Registro, guarda che sta facendo. Ma perché l'uovo non si sbatte nel piatto, ragazzi? No, l'uovo si sbatte nel piatto, però con la forchetta, non con la L'uovo frusta. ci vuole una ciotolina. Santa Madre dei voi fate! Allora, No, non è pronto. non è sbattiamo pronto. l'uovo. Vado a salare il pangrattato. Andiamo a salare l'uovo. Tutto lì. L'uovo schizia le camere. Faccio così che non schizza, dai. Posso? Faccio così. Posso, questo posso. No? Quando è che l'uovo è pronto per poter panare? Quando è tutto attaccato. No, deve filare Quando fai così e fila. No, non E ci non deve fonde. essere la tensione che dà. Ecco qua. Prendiamo la Ecco farina. qua. Allora, Guarda, spostiamo un po' di cose. stiamo Prendiamo facendo la i farina. bastoncini di pesce. Facciamo i bastoncini di pesce. Cioè, chi non ha una Togliamo- scatola di bastoncini di pesce in congelatore? Chi? Togliamo la pelle, Togliamo che la l'abbiamo pelle. lasciata per il taglio, e facciamo così. Questa è una fetta di pesce spada, Pesce bella spada importante, bella grossa, ok, grossa, fatta e ne così. abbiamo fatto un bastoncino. Mm. Così e così. E poi andiamo a mettere nel pangrattato. Ok. Ok. È importante che quando si pana lasciamolo riposare un pochino. Abbassate la musica. E li lasciamo riposare un pochino. Eppure sai che ho fatto una stupidaggine. Che hai fatto? Ho fatto una stupidaggine, sarebbe quella che prima dovevo fare la mozzarella in carrozza, perché ora l'uovo si è preso di sapore di Lo pesce. sapevo io. Cioè, te lo stavo per dire. Dico, però, sai, uno non parla perché Per dignità. non voglio vero? entrare troppo nel, È come vero, dire, sì. Che tenera che è questa. nelle tue cose, nello specifico. È meraviglioso. Dico, poi dici, sai, no, sei invadente, non sei tu la scelta. Sì, certo. Vabbè. E vabbè, pazienza, Gioia, si sbaglia. Però io la mozzarella in carrozza te la faccio con lo stesso uovo. Capito? E te la mangi tu, va bene? Non possiamo fare un altro uovo? No. Per questo facciamo Sì, lo facciamo. una frittata di pesce, che ne so. Sì.
Allora, quindi bastoncini di pesce, Esatto. che non sono quelli famosi là di merluzzo, ma questi sono di pesce spada. Insomma, se vuoi fare un bel bastoncino bello, dico, ci metti il pesce spada. Ci mettiamo il pesce è spada. un altro mangiare, no? Allora, quindi doppia impanatura, uovo, Assolutamente. farina, pangrattato. Esatto. E dobbiamo porlo in frigo perché un pochino dobbiamo fare. Bisogna fare riposare. Sì, ma tu lascialo lì. E abbiamo fatto una prima preparazione Ok. pronta per la frittura. E voilà. E ora andiamo E a voilà. fare gli anelli di calamari. Questo lo puoi fare tu, vero? No, dai, mi sporco le mani. Dai. Fai tu. Dai, fallo un po' tu, dai, dai. Che stai facendo? Che stai facendo? È già morto. È già morto, non lo uccidere di nuovo. No, aspetta. Questa è la parte più difficile perché è la coda, Sì. il finale. Finale ligure. E la coda, vedi come si La muove. coda, vedi come si muove? Giriamola così, guarda. Giriamola così, aspetta, ti aiuto io, dai. Questa che devi fare? Devi Taglia, tagliare taglia, pure. taglia, taglia. Taglia, 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 taglia. Come vedete, mancano i ciuffi dei calamari. Perché mancano i ciuffi dei calamari? Perché li ho usati per un'altra ricetta. Ah, ok. Hai visto? Bene. Dai così. Ecco, questi li mettiamo li lasciamo qua per adesso. Così. E così togliamo questo e abbiamo i 3 tipi di frittura che andremo a fare. Le 3 sfumature, come Le dici 3 tu. sfumature. Questo lo facciamo pure, no? Facciamo questo. Allora abbiamo i calamari, I colpi la di tempura sole. e ora dobbiamo. I colpi di sole. Tolgo questo, ora dobbiamo Vabbè, fare. allora. Dobbiamo fare. Che cosa dobbiamo fare? Dai, la La mostarda, che cosa? mostarda. La mozzarella in carrozza. Ah, la mozzarella in carrozza, sì, vero. La mostarda. Vero. L'ho persa. Mozzarella. Vedi? Questa è quella a panetti, giusto? Sì, sì, questi a panetti per un motivo semplice. Perché è più dura. Esatto, perché non c'ha molta acqua e di conseguenza non ci crea problemi nella chiusura. E allora, guarda, prima cosa, questa è una ricetta molto golosa per i bimbi, posso dirlo. togliamo questo bordo e facciamo 2 triangoli. E facciamo così. 2 triangoli. Facciamo anche questo. Questi, diciamo, scarti, questi non si buttano, ragazzi. Questi si fa... Questi li fai a tocchettini, li fai saltare in padella e ti vengono dei crostini da accompagnare a qualunque cosa. Va bene, da accompagnare, finita che lo dico pure io. Vergogna. Ecco, tagliamo a triangolo così. Ok. Tagliamo così. E questo lo mettiamo da parte. Usiamo quell'uovo o ne usiamo un No, altro? usiamo un altro uovo. No, quello non è uovo. No? Quello è la tempura. Vabbè. Facciamo un altro uovo, dai. Gentilmente lo prenderesti che è in frigo, per favore, Sì. grazie. La farina è qua. Il pangrattato prendiamo un altro piatto. L'ha preso l'uovo. Perché ride? Perché ride? No, 2 me ne servono. Non lo trovavo. 2 me ne 2 servono. uova. 2 uova me ne servono. Cioè, vi dovete perdonare. Camera centrale, non trovare l'uovo in frigorifero ce ne vuole. Perché i frigoriferi, qualunque frigorifero al mondo, c'ha il posto delle uova. E lei non l'ha trovato. È vero. Voglio muovere, voglio muovere. Te l'ho detto in palermitano, l'hai sentito? Ho visto. Allora. E vuoi ripetere ai nostri gentili telespettatori, nonché anche amici, che Dai. tutto quello che vedono che rimane, nulla viene buttato? Lo vuoi dire, per Non favore? buttiamo niente. Ecco, brava, Mangiamo tutto. brava, perché niente si butta. Guarda che facciamo, mentre tu sbatti l'uovo, Vai. dillo, dillo, dillo. Consigli per i consigli. Torniamo proprio... Consigli per i consigli. Guarda, Tra un per voi attimo. sarà, per noi invece, diciamo, Il tempo di sbattere quest'uovo. consigli per i consigli.
ecco, abbiamo preparato per allora, fare il... abbiamo la linea. Esatto, abbiamo la linea per fare la mozzarella in... in carrozza. Andiamo a bagnare così, guarda. Allora, perché molti fanno che la mozzarella in carrozza fanno pancarré, mozzarella e pancarré. Io no. No. Io faccio, noi guarda, no, noi facciamo pancarré, pancarré. mollica. Prendiamo la mozzarella. Guarda. L'abbiamo bagnata bene. Andiamo la metti su qui. Mettiamo così. Centriamo, vedi? Ok. Abbiamo parlato da questa e cominciamo a fare i bordi, che è la parte importante. Bordo, bordo, bordo. Lo so, la cucina ci vuole pazienza, ti ho detto, se non ci metti amore e pazienza non fai niente. Facciamo un'altra bagnatina, facciamo un altro giro. Ecco qua. E poi che fai? Lo infarini pure? No. Questo no, solo questo. Com'è? Sì? Questo. Lo fai? Allora. E questo faccio uno io? E deve riposare, vai. Usa la pinza così ti girano dall'altro lato, bravo. Mettilo sul pangrattato. Brava. Adesso bagna la mozzarella nell'uovo, girala. No, bucala, girala! Hai sentito che ha detto ai? Vabbè, non fa niente, no, dai. fa molto invece, perché ci vanno lì dentro. Non mi fare brutta figura ormai, dai, basta. Questo metti qui, così. Posa quella. Questa la posi. No, prima metti un po' di pangrattato sopra, faglielo andare bene. Ok, ora fai i bordi, comincia la lavorazione dei bordi. Non li devi passare nell'uovo prima. Di nuovo tutto? Cioè, prima i bordi, solo i bordi, vai. Il bordo. Brava, l'altro bordo. L'altro bordo. Questo è il bordo grande. E quindi... Ora fai il bordo piccolo. Poi il bordo piccolo. Questo è il bordo piccolo. Un bordino. Che c'è? Nessuno ha pensato il bordino. Ne sono convinto. Camera centrale, tu hai pensato il bordino? No. E ora piccolo. parliamo tutto. Ma... Desiree quando ride si mette la mano nel naso, anziché di solito uno ride con la mano in bocca. Ora parliamolo tutto. Tutto. Pacchi. Dai. Resisti, non ti preoccupare, resisti. Dai, il bordino. Chi l'avrebbe pensato il bordino? Allora, va bene, dai, ci siamo. Mettile là. Tutto insieme. Ecco, fai così, guarda. Modellalo. Dai, hai perso modellalo. Si poteva modellare? Certo, con l'impasto stesso li abbiamo modellati, visto? Già l'impasto ha preso. Togliamo tutto questo adesso. Togliamo tutto questo, aspetta. Quindi mozzarella in carrozza finita. Aspetta, Gioia. No, aspetta, ferma che ti aiuto io. A fare che? A togliere tutto. Guarda. Desiree, iniziamo con il gambero. Va bene. Guarda. Tempura. Senti, come l'hai fatta questa? Qui c'è acqua, ghiaccio, farina di riso, farina normale, metà e metà, per cui 50 e 50, 100 e 100 e un uovo, che non è obbligatorio, ma io glielo sono messo. E poi alla fine c'è la ricetta e di poi questa? qua sul panco, certo che ci sarà. Ok, quindi seguite fino alla fine c'è la ricetta della tempura. Certo, se però doveste perderla perché dici, sai, è successa una cosa che veloce, dovevo nel frattempo andare, era al telefono, l'ho persa. Andate su Sicilia Play, va bene? Su Sicilia Play mettete là e non scrivete Desiree, perché Desiree non vi faccia niente. Ma non è vero. Mettete Totino il grande, così insomma, però capito. Non ci sono io? Ma no, Su Sicilia Play? No, l'abbiamo tolto. Vabbè, non è vero. Ci sono. Mi raccomando, il fuoco deve essere bello forte. E questo praticamente è pancarré sminuzzato Sì, piccolo. pancaré sminuzzato proprio a mano, capito? Così. Guarda. Andiamo? Vado? Dai, ne faccio uno io.
Lo butto? Vai, no, poggialo, butta, non si butta niente, poggialo, così, brava. Ne faccio un altro? Vai, se ti piace fai. No, non devi raccogliere, basta che io lo giri poco, di sopra. 1 e 2. Lo giri di sopra, vai. Aspetta che io prendo la pinza se la trovo, è qua. Signora, si deve spostare. Mamma mia, ragazzi, la croccantezza, niente, è troppo professionale il nostro Totino qui, guarda. Posso assaggiare? Così muori. No? Lo assaggi ora, muori. Troppo caldo? Muori. Vedi, e questa che frittura è? Che tipo di frittura è? Come si chiamava? Tempura. Ah, Japanese. questa col panko? Yes, Così? yes. O anche cinese, come tu per attivo. Cioè, e uno pensa, chissà che ci mettono questi cinesi nella cosa per fare... Questa le ha E parlate invece, lei, te lo voglio e invece, fare e invece il Queste le ha fatte pancarré, lei. pensate, invece il pancarré, cioè capito, uno sembra difficile certe volte le cose, invece no. Ora, guarda che fai, guarda, poggialo, giralo, così, giralo. Giralo, non giralo sul gira e cammina! Così, giusto? Che c'è? No, ora ti faccio vedere la differenza. Questo l'ha parlato lei, eh? Ma che c'è? Non è, È vero, uguale? è vero. È uguale? No, l'hai parlato tu, è bellissimo. E guarda che bello. Anche questo l'ha parlato lei. No, è era questo bellissimo. quello mio, non è vero. L'hai cambiato. Non è vero. Anche questo è bellissimo, non li puoi assaggiare, ora muori. Dopodiché, questo ancora non è pronto. Guarda che facciamo, spostiamo questo. Che facciamo? Prendiamo questo, metti il gambero qua, il calamaro qua, lo prendi quel piatto. Sì. Adesso sto attento a qui che devo fare due cose. Lo metto tutto qua, così. Tutto qua così, sì. Anche questo qui sopra. Sì. E dopodiché mettici della farina di rimacio. Tutte insieme? Sì, Dai, metti la farina, veramente? non Faccio tutta. io? Non tutta. Un po'. Così, basta. Basta. E ora smacionia. No, niente ragazzi, Smacionia bellissimo. Guarda. Rimettigliela sopra e smacionia. Questa stessa? Sì. Questa? Sì, No. sì, quella. Questa? Rimettila lì e rismacionia. Quando devi metterlo subito sotto, che non è cosa tua. Cioè non possiamo fare niente. Vabbè, è brava. Me ne serve un altro po'. È brava. Vedi che stiamo facendo? Stiamo raccogliendo questi residui che vado a togliere. E nel frattempo tu tantira Allora, perché ce l'avete con me ragazzi, No, ce l'avete aspetta, con me, mi guardate ogni cosa che faccio, dai. Io Ce l'avete con me. Guarda adesso. C'è una critica continua, non va bene. Tu utilizzi farina di Vedi, non le ho semola? messe tutte, sì, per giusto? friggere, sì. E andiamo a fare la mozzarella in carrozza. La mozzarella in carrozza. È sempre olio di semi, giusto? Sì, vieni qua, con una forchetta smuovili piano No, piano. ma non se ne parla, voi guarda l'olio come... Li devi smuovere, se no ci si. Ma lì Smuovi, mi non li schizza fare poggiare, l'olio. non li fare poggiare. Non li fare poggiare. Non li fare poggiare. Ma devo fare così sempre? Sì, non li fare poggiare, già sa bruciare, hai visto? Prendi un altro piatto, Daisy. Sì, Daisy, lo prendi un altro piatto, Daisy. ma certo, eccolo. Daisy, lo prendi un altro piatto, Daisy. A te. Grazie, Daisy. C'è il piccolo ha preso, sono un mare di cose Vabbè, e pigliò dai, di donico. poi li sistemiamo dopo. No, il problema... Gesù di Nazareth. Perché questa croce? Ti sei fatta male? No. Io sì. Ma guarda che colore, oh. Color dell'oro. Mamma mia. Questi li ho fatti Mettili io, da lo sai, parte, no? sì, mettili da parte. Spero di averti fatto male. No. No, avevo un colpo di cassetto, capito? Allora, Aspetta. adesso i bastoncini. Senti, faccio un po' di Scottex? Puliamo questo un Sì, po'. sì, vai a pulire con lo Scottex. Vai a pulire con lo Scottex, vai! Vai!
poco di sale, così. Poi dici che non faccio niente. Vai, 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 vai. Tutto io devo fare Vai, qui vai, dentro. vai. Ci siamo quasi, Desi. Ci siamo? Ci siamo quasi, Desi. Prendi quegli altri calamari e li mettiamo qua, così li Facciamo pure, no? Sì, aspetta, aspetta. Vedi che belli i nostri bastoncini? Metto? Ok. Ok, allora siamo pronti. Siamo pronti, qua ci sono i calamari, mettiamo un po' di calamari qua, mettiamo il piatto all'assaggio, Ci mettiamo sale? Ci mettiamo? O no? Un po' di sale nella frittura, sì. In tutta quanta? Qua, no, qua soprattutto. Solo nei Qua calamari? un po'. Un po'. Anche se lì il sale c'è, però sai la frittura che sappia un po' di salato La frittura non è male. la facciamo giusta a questo punto, no? Certo. Dai, 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 dai! E lei già mangia. E lei giù mangi. Ce la fa. Dai, 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 dai! Ci siamo quasi, Desi, ci siamo quasi. Ce la fa, ce la fa. Lo togli quella farina, Desi. Togli quel contenitore, Desi. Togli tutti questi contenitori, Desi. Desi, toglili per favore, fammi questa cortesia. Non ti seccare se te lo chiedo di toglierli, eh? Non volevo, capito? Magari tu puoi pensare che io approfitto di te, ma no, Desi. Ma no. Io te lo chiedo per favore, li levi e tu sei così carina, Non così lo penserei gentile, mai. che le leva, figurati. Allora, pronti? No, ci sta! Li facciamo scolare per un bel po'. Ed eccoli. Ma si mettono con lo Scottex la frittura? Sì, sì, si sì, può sì. fare? A me Si può tocca. fare sì o no? Certo che si fa, Si si può fa, fare. no, si può fare. Allora, questi Allora. sono i nostri piatti e abbiamo fatto il gambero in tempura, calamaro fritto e bastoncini. Bastoncini Da fritti. dove cominciamo? Ma da Io direi dal questi, calamaro, dai, dal guarda gambero. che meraviglia, gamberi. Così in Io non li devo panco. assaggiare, vero? Perché non li devo assaggiare? Ha detto Daniela. Daniela! Perché non li devo assaggiare io? Ah, ecco. Non sta bene, non sta bene. Chi, Daniela? Che c'è? No, non sta bene che tu mangi. Sta, dai. Ce lo mangiamo un anelletto di calamaro? Dai! Questo non è l'anelletto di calamaro. Sì, ma questo è troppo bello, questo gambero. È proprio croccante, lo guarda, l'ho avvistato prima. Sì, sì. Poi l'avevo perso di vista. Sì, esatto. Io penso che non lo so. Quindi? Ditemi voi che dobbiamo fare. Non hai letto tu la mail? Questo no, non l'ho letto. Non l'hai letta? No. Ah? Che c'era scritto nella mail? È meglio che tu non assaggi. Ah, vero. Questo è buono. Assaggiamolo insieme, dai. Dai. Mm. Croccante, Mm, vero o no? mm. Buono. Un po' duro. Bastoncino, bastoncino, io non assaggio bastoncino. Stiamo scherzando. Senti che bello morbido dentro, che umido. Cioè, sembra quasi quello là. Sì. Mm? Sì, no, dico sì. Sembra quasi quello là Quello- della marca famosa. Sì. Prendiamo questo. Guarda, prendiamo questo. Guarda. No. Può assaggiare. No. No, bravo, non ci sta. No. Ha detto la produzione. Non puoi assaggiare. Hai mangiato? No. Hai assaggiato? No. Ciao. Vi saluto. Buona, puntata frittura. Buona. 3 sfumature di fritto. Ciao. Mozzarella in carrozza. 2 mozzarelle, un pacco di pancarré, farina, 2 uova, olio di semi, sale e pepe se volete quanto basta, pan grattato. Gamberoni in tempura. 10 gamberoni, 100 g di farina 00,
100 g di farina di riso, un uovo, 250 g di acqua frizzante e 2 cubetti di ghiaccio, sale e pepe quanto basta, olio di semi di girasole per friggere. Fritto di calamari e bastoncini di pesce, 3 calamari e 2 fette di pesce spada spesse, farina 00, sale e pepe quanto basta, olio di semi, uovo e pan grattato.